Contiamo di convocare le categorie produttive per riaprire questo tavolo che questa volta dovrà proprio decidere di cominciare appunto a realizzare la pedonalizzazione a Treviso. Così qualche giorno fa il vice sindaco Roberto Grigoletto ai nostri microfoni illustrava le prossime tappe che dovranno portare alla realizzazione del progetto di pedonalizzazione nel centro storico di Treviso, ad iniziare dall'incontro in programma lunedì alle 15:30 con le associazioni dei commercianti chiamate dall'amministrazione comunale a concordare le zone da dove partire con la chiusura. Ma le categorie sono intenzionate ad accendere il dibattito perché se da un lato plaudono alla pedonalizzazione come uno degli interventi possibili per la rivitalizzazione del centro, dall'altra però spiegano chiaramente come il loro consenso non sia del tutto scontato. Noi collaboreremo, non ci venga chiesto però di tacitare o di garantire il consenso. Lo dice chiaramente il direttore dell'Ascom di Treviso Piero Tedesco. Per trovare un accordo dovrà essere presentato un progetto preciso perché, continua Tedesco, le sperimentazioni da sole non bastano. Non è una cosa che si fa in 4 e 4-8, non è una cosa che si improvvisa con chiudiamo questa via piuttosto che un'altra. Nessuna porta chiusa quindi nei confronti di Cassugana, ma la necessità, aggiunge Tedesco, di mettere nero su bianco una serie di interventi senza i quali il processo di pedonalizzazione non potrebbe iniziare. Quello di lunedì quindi si preannuncia un incontro di fuoco perché, spiega poi il direttore dell'Ascom, le sensazioni della vigilia lasciano qualche dubbio. Che non ci sia un vero e proprio progetto, perché c'è solo l'amministrazione non supportata da professionisti specifici che sta pensando a chiudere questa o quella via, magari anche a titolo sperimentale, ma non è così che si fa. Ci vuole un progetto complessivo che riguarda, come ripeto, tutto quello che abbiamo detto prima: mobilità, parcheggi, arredo urbano, illuminazione, residenza. Non è una cosa semplice, non si fa in 4 e 4-8. Se questo dovesse essere, noi col cerino in mano non ci stiamo, nel senso che noi sul piano della pedonalizzazione stacchiamo la spina della collaborazione e lasciamo che l'amministrazione faccia le sue scelte in assoluta autonomia. Il vice sindaco Grigoletto ha sempre confermato che nel progetto di pedonalizzazione rientra una serie di interventi complementari dalla realizzazione di un parcheggio alla viabilità alternativa da realizzare entro i 5 anni di mandato, una rassicurazione che i commercianti chiedono però che sia messa sulla carta e quindi analizzata già nell'incontro di lunedì, perché se così fosse sarebbe possibile continuare con il confronto. Se invece l'amministrazione viene sulle nostre idee, cioè sul fatto che bisogna presentare un progetto vero, complessivo, che abbia una durata, che sia applicato per step, eccetera, allora su questo noi siamo pienamente in piena condivisione.